questi 6 nobili della Repubblica Veneta, e voglio chiamare qua adesso sempre un'altra persona che da anni, come Stefano Venturato, come Lodovico Pizzati, come Raffaele Serafini, che ha condiviso questo progetto. Voglio chiamare una persona che va a insegnare in tutte le università del mondo. Voglio chiamare un genovese, il professor Paolo Luca Bernardini. Grazie Paolo. Buonasera a tutti, buongiorno, anzi, sono molto emozionato di parlare perché parlo a questo popolo meraviglioso. Sono emozionato perché davanti a me c'è la consultazione vivente delle parole indegne di alcuni miei colleghi che hanno detto che il popolo veneto non esiste. Allora, voi esistete. Grazie. Sono onorato di poter parlare qui oggi. Vorrei dire che la Repubblica Veneta è nata, è stata dichiarata l'indipendenza, e nella storia, quando si dichiara l'indipendenza, ovvero lo Stato nasce, cresce e si presenta al mondo. Quando le 13 colonie americane dichiaravano l'indipendenza il 4 luglio 1776, andavano incontro ad una guerra. Perché andavano incontro ad una guerra? Perché nel 1776 non c'era nessun diritto internazionale, non esistevano norme vincolanti di diritto internazionale. Lo stesso le Province Unite d'Olanda dichiararono l'indipendenza nel 1581 e combattevano contro l'impero grandioso, l'impero di Filippo II, che era stato l'impero di Carlo V. Erano colonie lontane dal punto di vista geografico da Vienna, lontane dal punto di vista religioso, perché avevano abbracciato la riforma protestante. Sappiamo che l'impero, allora ancora Sacro Romano, era un impero cattolico. L'impero utilizzò tutti i possibili mezzi in una guerra spietata contro le Province Unite d'Olanda, che non impedì agli olandesi di ottenere la loro indipendenza. Allora erano 80 anni. Sì, ci vogliono quasi 80 anni, però è una lunga battaglia. Ora, che cosa cambia per noi? Cambia, e questo ho voluto inserire nella dichiarazione di indipendenza, esistono delle norme del diritto internazionale che prevedono l'autodeterminazione dei popoli. Esiste addirittura una norma del diritto nazionale italiano, lo Statuto della Regione Veneto del 71, che prevede lo status di popolo per il Veneto. Quindi sono oltremodo stupito dall'ascoltare storici che affermano che il popolo veneto non esiste, perché sono ancora più zelanti dei loro padroni, ed è una cosa molto triste. Ed è quello che io chiamo il sillogismo della libertà. Se tutti i popoli hanno diritto alla libertà e all'autodeterminazione, e se il popolo veneto è un popolo, il popolo veneto ha diritto alla libertà e all'autodeterminazione. Nessuno la può più negare. È un momento bellissimo, perché si celebra il trionfo di tante cose, anche di una divinità un pochino offuscata, è la democrazia. Il Veneto ritorna indipendente per una scelta democratica, una scelta in cui un popolo assetato di democrazia, tanto quanto assetato di libertà, un popolo italiano a cui ormai è negata da tanto tempo ogni possibile scelta. Non sono più scelti i governi, non sono più scelti i presidenti, la stessa Carta Costituzionale è stata violata così tante volte che ha perso ogni sacralità, posto che l'avesse. Io ho grande rispetto per i costituenti italiani, perché molti di loro hanno combattuto per la libertà, hanno combattuto contro i tedeschi, i nazifascisti dal 43 al 45. Sono tutti morti,
io vengo da una famiglia partigiana e ho rispetto per loro, però i tempi sono cambiati, non può esserci una Costituzione vincolante dopo che passano generazioni, dopo che gli stessi costituenti sono tutti morti. Ci sono delle forze che vanno al di là della Costituzione, c'è un popolo che risiede su questo territorio ben prima che ci fosse lo stesso concetto di Costituzione nel mondo. Da quando? Dal 1000 a.C., dal 1500 a.C., dal 2000 a.C. Allora, in questi giorni guardavo altre dichiarazioni di indipendenza. Quella, ad esempio, dello Stato di Israele, 1948. Non è tanto una dichiarazione di indipendenza, quanto una proclamazione di indipendenza. Allora, lo so che è una lunga mattinata e forse siete stanchi per lezioni di filosofia del diritto. No. O di teoria. Quando Ben Gurion nella sala del Knesset, del Parlamento del 48 lesse questo splendido documento, breve, più breve della nostra dichiarazione. Perché si chiama proclamazione? Perché in qualche modo le nazioni che avevano dato il mandato sulla Palestina dopo la prima guerra mondiale avevano deliberato anticipatamente sulla creazione dello Stato di Israele. Allora il presidente Ben Gurion proclamò l'indipendenza perché di fatto annunciò al mondo qualcosa che già c'era. Noi l'abbiamo dichiarata, quindi l'abbiamo posta in essere. È una distinzione molto importante. Una distinzione molto importante perché il popolo si è espresso e il comitato plebiscito, una persona eroica come Gianluca che ammiro da tantissimi anni, si è fatta portavoce della volontà del popolo e ha dichiarato l'indipendenza. È una distinzione molto importante che io faccio perché in qualche modo in quel momento è venuta in essere la Repubblica Veneta, terza Repubblica Veneta. E perché quando vi ho detto, quando Jefferson scrisse la dichiarazione di indipendenza, tra poco più di 30 anni, 33 anni nel 76, iniziò una guerra. Io credo che inizierà una guerra anche per noi, ma sarà una guerra di diritto. È una guerra in punta di diritto. Perché a questo punto noi chiederemo alle nazioni del mondo, sulla base dei loro statuti, lo Statuto del 1966 delle Nazioni Unite e altri statuti di altre organizzazioni, compreso l'OCSE, di riconoscere l'indipendenza del popolo veneto. Quando Ben Gurion lesse al Parlamento israeliano emozionato la proclamazione di indipendenza di Israele, disse una cosa che era nella proclamazione, che è molto importante. Noi siamo un popolo che è risieduto, che è nato in questa terra e da questa terra ha dato al mondo dei lumi di civiltà, la Bibbia, l'Antico Testamento. Poi ha vissuto in esilio da questa terra per millenni e adesso, per una situazione storica, questa terra torna a noi. Allora, torna a noi in una maniera molto complicata, come sappiamo ancora, perché è una terra che era stata occupata da altri, è una terra che è stata occupata da altri che vantavano diritti simili. Allora, quant'è che Israele ha diritto a tornare a essere Stato? La situazione, e questa è una situazione complessa, io lo dico con grande simpatia sia per i miei amici israeliani sia per i miei amici palestinesi che si trovano in una situazione di essere una nazione senza Stato. Ed è una disputa infinita. Nel caso dei Veneti c'è un popolo che risiede qui da tantissimo tempo, 2000 anni avanti Cristo, e che si è dato tante forme di Stato. Ma esistono due elementi fondamentali: un popolo che è mutato, variato, che ha preso su di sé un genovese come me, un albanese come Drita e tante persone che vedete non sono, ma c'è un nocciolo duro di questo popolo che si è propagato per millenni fino ad oggi e c'è un territorio su cui questo popolo è stato sempre presente. E popolo e territorio sono due elementi fondamentali per ricostituire la Repubblica Veneta. Non solo, ma sono estremamente emozionato perché è un popolo che per la prima volta si è espresso proprio nella storia in questa maniera.
aveva avuto tanti modi nella storia della Serenissima di esprimere il proprio legame con la classe dirigente. Attenzione, la Serenissima non è mai stata una repubblica democratica, è una repubblica oligarchica, però si era creato un legame nella storia tra il popolo e i patrizi, tra il popolo e coloro che detenevano il potere a Venezia, tale per cui in tantissime situazioni della storia, penso a quando tutte le potenze del mondo cercano di dissolvere Venezia con la Lega di Cambrai guidata dal Papa, forse questo lo ricorderanno gli autori della lettera ai giornali diocesani, in cui c'era un Papa che voleva annientare Venezia. Ebbene, il popolo, e vorrei ricordare in particolare ad esempio il popolo di Treviso, si è schierato col Gonfalone per combattere contro gli Asburgo, ad esempio che facevano parte della Lega di Cambrai, volevano cancellare Venezia, che si volevano distribuire i territori, tutte queste potenze. Venezia ha resistito, sono passati esattamente 500 anni, Venezia ha resistito anche per il grande concorso del popolo. Quando è arrivato Napoleone, per tutto il periodo napoleonico, ci sono state insorgenze popolari del popolo veneto contro l'invasore francese. Ma per quando c'è stato il 48 con Manin, il popolo era cresciuto nella consapevolezza di avere qualcosa da dire nella storia. Ma perché? Perché c'era stato il nazionalismo, il comunismo stava nascendo, Marx scrive il manifesto nel 48. E allora il popolo è consapevole che può essere artefice del proprio destino. Nel 2014 il popolo ha dimostrato tutta la maturità di essere cresciuto a livello tale da poter dire in una settimana, ripeto, assetato di democrazia prima che di libertà, che doveva rinascere la Repubblica Veneta. Io ho avuto molti colleghi che mi hanno telefonato, mi hanno detto: guarda Paolo, noi siamo professori universitari, abbiamo un po' paura di quello che succederà nella Repubblica Veneta. Però noi andremo a votare perché siamo assetati di democrazia. Forse non ti diciamo quello che votiamo, probabilmente avranno votato no, vogliono mantenere lo status quo, ma hanno paura di perdere i loro privilegi, ma sono andati a votare. Perché? Perché stanchi della perpetua umiliazione subita da questo popolo come da tutti gli altri popoli italiani, che italiani non sono, perché l'italiano è un'invenzione, sono siciliani, sono sardi, sono liguri, non sono italiani, è un'invenzione della storia, è una lingua, non è un popolo. E allora sono sicuro che in Sardegna, in Sicilia, in Friuli, queste persone seguiranno la nostra strada. Ed è un grande trionfo della Repubblica Veneta, della storia veneta, è anche un grande trionfo della democrazia. Noi siamo appoggiati in Lombardia da un'organizzazione che si chiama Diritto di Voto, siamo appoggiati dal mio collega il professor Marco Bassani, che fa parte della comitato per la risoluzione 44 per far approvare dalla Regione Veneto una risoluzione che ormai è superata dalla storia. Quindi questo è stato un trionfo della democrazia che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Quindi adesso il popolo veneto è di nuovo padrone del proprio destino. Ha dimostrato di esistere, ha dimostrato di avere un grandissimo cuore, un grandissimo coraggio, una grandissima storia. E mi emoziono un pochino perché forse sono uno storico. Della mia città di Genova, di Venezia, piuttosto che di Amalfi, di Pisa, queste repubbliche marinare fondate sulla schiavitù e su questi patrizi corrotti e decadenti. Mi suonava una campanellina già al liceo, ma già alle scuole medie, ma è possibile che siano state proprio queste minime, miserrime cose a essere degli imperi marittimi per secoli? No, si parla della Crimea, ma la Crimea prima di diventare un kanato tataro era una dominazione genovese,
era una dominazione genovese dove i genovesi combattevano con i veneziani per il dominio di alcuni porti della Crimea. Quindi i porti di Crimea, Soldaia, eccetera, erano porti dove combattevano genovesi contro veneziani. Poi sono arrivati i tatari, è arrivato il Khan dei tatari, e poi dalla fine del Settecento la Russia di Caterina, ed è tornata la Russia, la lunga appartenenza della Crimea alla Russia. Quindi il popolo esiste, il popolo veneto esiste, il territorio veneto esiste, e adesso esiste anche una repubblica veneta. Quando vi dico di solito alle dichiarazioni di indipendenza seguono le guerre, sarà una guerra di diritto. Io credo che scompariranno dalla scena i semilavorati del sapere che dicono che i veneti non esistono, i semilavorati del sapere che dicono che il referendum è una pagliacciata. Entreranno in campo i giuristi, a cui io non appartengo, insegno in una ex facoltà di giurisprudenza, non sono un giurista, ma darò tutto il mio apporto se mi sarà richiesto per questo. Ma ci sono bravissimi giuristi veneti che sono in grado di sostenere il popolo veneto in questa battaglia di diritto. Sarà una battaglia non semplice, perché saranno messi in campo giuristi unitaristi italiani che cercheranno tutti i mezzi tecnici per negare la validità della dichiarazione di indipendenza, per negare la possibilità ai veneti di costituire la propria repubblica. Per quello vi dico, sarà una guerra diversa rispetto a quella del generale George Washington nei confronti di Giorgio III. Ma perché? Perché nel 1776 non c'era nessun diritto delle nazioni, non c'era nessun diritto internazionale, non esisteva neanche la parola diritto internazionale, esisteva la parola diritto delle genti, la locuzione diritto delle genti. Poi piano piano nasce il diritto internazionale, nasce con la restaurazione, nasce nel 1815 con la Lega Santa, il concerto delle nazioni, che mantiene la pace un pochino fino a che non si dissolve proprio con la guerra di Crimea. Poi rinasce la Lega delle Nazioni, che sarà un disastro alla fine della prima guerra mondiale, non garantirà affatto la pace che avrebbe voluto garantire, e poi nascerà le Nazioni Unite dopo la seconda guerra mondiale. Quindi è una battaglia di diritto, perché ogni popolo, compreso il popolo palestinese, si appella attraverso i loro giuristi, che sono uomini molto intelligenti, alla dichiarazione delle Nazioni Unite del 1966, a tutti i capitoli 6, 7 e 8 riguardo l'autodeterminazione dei popoli e così via. Quindi sarà una battaglia di diritto. Io non so come evolverà, cioè so che evolverà, che la Repubblica Veneta sarà riconosciuta. Quello che accadrà alle fasi tecniche non posso prevedere. Può darsi che chiedano dei danni, che l'Italia chiede dei danni al Veneto, nonostante tutti i danni che l'Italia ha fatto al Veneto. E sarà una materia che io vi posso accennare in maniera molto banale, come sto facendo ora, ma che i giuristi definiranno, perché il diritto internazionale esiste, è cogente, va rispettato, il principio dell'autodeterminazione dei popoli esiste, il popolo veneto è un popolo, per cui aspettiamoci una guerra in punta di diritto, per fortuna, perché nessuno vuole sangue, nessuno vuole violenza. C'è già stata tanta sofferenza, ci sono stati veneti che per la dignità si sono uccisi, per la disperazione. Allora ci domandiamo quale disperazione era. Io, conoscendo questo popolo, qui sono ospite da tanti anni, forse addirittura la disperazione di non poter onorare il debito con lo Stato occupante. Pensate alla dignità di questo popolo. Io non posso pagare le tasse di suicidio, quindi è un popolo meraviglioso e io sono onorato di essere un pochino parte e un pochino di aver contribuito a questo momento bellissimo. Grazie.